prima d'Adamo c'erano le bestie e come arriva Adamo anche per le bestie cambia il destino. Qui ci sono due sonetti scritti uno appresso all'altro in poca distanza di giorni, in cui Belli ricostruisce ciò che era la situazione prima dell'arrivo di Adamo. Anche questo, come sentiremo poi da una breve lettura, è scritturale, è scritto nel libro della Genesi. Le bestie del paradiso terrestre e chi la tira la strappa, cioè in sostanza chi troppo vuole nulla stringe. Prima d'Adamo, senza dubbio alcuno, Ercedo delle bestie dell'affori facevano una vita da signori senza dipendere un cazzo da nessuno. Niente cucchieri, niente cacciatori, no macelli, no botte, no digiuno. E riguardo al parlava ognuno come parlano adesso i dottori. Venuto però Adamo a fare il padrone, ecco dell'archibuci e la mazzola, le carrozze e il suchillo del bastone. E quello è stato il primo tempo in cui l'uomo levò alle bestie la parola per parlare solo e aver ragione lui. Fatto Adamo padron dell'animale, incominciò addirittura a alzare la viaccia. Non salutava, non guardava in faccia, come fossero là tutti stivali. Non c'era altro per lui che caldacaccia, cavaldasella, scampagnate, sciali, priscissione con l'archi trionfali, musiche e cianerie per la noiaccia. E l'animale, a tutte ste molestie della necessità, come noi dimo, facevano virtù, povere bestie. Non c'è fu che il serpente, che vedute tante tirannerie, disse per primo: mo per buggero io, per essere fottute. Fatto Adamo padrone degli animali, Genesi 1:28, e Dio disse loro agli uomini: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. E qui avete visto questi meravigliosi anacronismi per cui Adamo aveva gli archibugi, aveva la carrozza, arrazzava la riaccia, no? Faceva lo spaccone, diciamo, e cercava soltanto le cianerie per la mogliaccia, no? I regalucci per la mogliaccia, cioè per Eva, ma Eva tornerà.